Cari telespettatori, siamo con Gianmichele Passarini, presidente della CIA Agricoltori del Veneto, e parliamo di due devastanti situazioni che però per fortuna nella nostra regione sono ancora sotto controllo, ovvero l'influenza aviaria da un lato, la peste suina dall'altro e poi le invasioni delle specie, delle polinutrie, non solo, non autoctone, insomma dappertutto, cinghiali e così via. Allora, com'è la peste suina? Come siamo messi? Ma il tema della peste suina per fortuna qui in Veneto in questo momento qua è sotto controllo, tiene. Però il problema è che noi abbiamo, come diceva lei, un'invasione di cinghiali, un numero che probabilmente conosciamo ma per difetto, che prolifera in maniera incontrollata. E allora è ovvio che i nostri allevatori, che sono tenuti comunque ad attuare dei sistemi di protezione passiva-attiva attraverso le biosicurezze, devono però avere anche di controllare quello che è l'approccio di una gestione di questa fauna selvatica controllata, per la quale oggi sembrerebbe che ci siano delle risorse da poter attuare una eradicazione del cinghiale. E quindi è importante che le due cose vadano assieme. Invece per quel che riguarda l'influenza aviaria, ci sono dei focolai riscontrati in Veneto, tenuti sotto controllo? Allora diciamo che questo riguarda l'anno precedente, ad oggi non ci sono focolai, il sistema è sotto controllo. Devo dire che qui c'è stato un grande lavoro del sistema veterinario, della regione, dell'istituto zooprofilatico, ma degli allevatori stessi, attraverso appunto un approccio gestionale riguardante la biosicurezza e anche una mentalità diversa rispetto a qualche anno, che ci hanno permesso di tenere sotto controllo un problema che anche qui purtroppo è legato a quelle che sono le rotte migratorie della fauna selvatica. Quindi come vede tutto quello che oggi va a causare difficoltà a quelli che sono i nostri sistemi produttivi sono purtroppo elementi endogeni dei quali non possiamo controllare, legati ai cambiamenti climatici, legati alla movimentazione di questi animali. Oggi quello che noi chiediamo, perché i nostri allevatori ce lo chiedono, è quella di avvicinare a quello che è un sistema di gestione già alto come quello legato alla biosicurezza, al monitoraggio attivo e passivo, quello anche di una vaccinazione che permetta ai nostri allevamenti di non perdere quel valore aggiunto. Parliamo di 980 milioni di euro solo sul sistema Veneto, di cui sono 325 milioni per quanto riguarda le uova, ma all'interno abbiamo circa 60 allevamenti biologici, quindi guardiamo anche l'importanza di quelli che sono stati i passi avanti che hanno fatto le nostre aziende nell'approcciarsi appunto a quella che è la richiesta del mercato. Un altro piccolo problemino è quello delle nutrie, che non è piccolo, perché voi siete anche nei consorzi di bonifica, per cui ben lo sapete. Ovviamente non ci facciamo mancare nulla. La nutria è un problema che devasta quelli che sono i nostri argini e quindi indirettamente incide anche sui cittadini, perché poi i costi dei consorzi di bonifica aumentano in quanto devono raddoppiare se non triplicare quelli che sono gli interventi di manutenzione straordinaria, e questo diventa un problema sia appunto, come ho detto prima, per quanto riguarda la gestione infrastrutturale dei nostri canali, ma riguarda anche un problema per riguarda i raccolti delle nostre aziende. Tra un po' andremo a seminare e tutto quello che saranno le piante, le nutrie purtroppo ahimè sono ghiotte e quindi poi hanno un impatto di difficoltà anche sulle produzioni e la redditività dei nostri agricoltori. Assolutamente. Presidente, io la ringrazio tantissimo, ringraziamo Gianmichele Passarini, presidente della CIA del Veneto, e voi di averci seguito. A presto.